Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Benivenidos e benivenius ai gustato più de poca voci. Siamo andata in lingua sarda, capoli di donare voci e logo a chi ne ha di scioperato de bifi, traballai e frinca in Sardegna. In questo attovio è uso scioperato de Sipuedai de Galeseda, un furrunconeddu dessa Sardegna che si incradata in summari, e noi su tempusu pare di passare ancora più sabello, e noi sa memoria, sa lingua e sa cultura, funti galubias, ma che porta sa muta. E uso ascoltavo i voci de chini a Caleseda, da conosciti da sempre, di chini da di via mudai, di chini torra da ogni volta che fai, finza sa mancai chi vi fa atteso. Funti conto su semplici, ma cardiuso, che fueddanta de ispera, de questioni fittianas, de disigiusu de una vita che si stimata a fungumeta. E uso a fueddai dei gusti che traballata bene e dei gusti che si messi, secondo me, merita da attenzione, cura e essere ascoltato. Ma più che tutto è uso a fueddai dei identitadi. S'identità di tabarchina, che passa da finzas e plus de altro, mensa lingua. Una lingua che galuga l'ancunu fuedda da con valentia. Altrus da mentanta con ispediu e medas ianta disigiai che disiada dorrau caballo e lassada ai singenerus nousu. Con Matteo Leone, artista giovanu, e usu dorrau a attraessai sa reginis tabarchinas con sa musica, intradiamentus e sonus nousu. E a pustisi ci funti stettias is istorias de sa cugina, de rezettas antigas de nuscus e tradizionis. Poita su venidore di un logo si fabbrica dai cipuru, ascurtendi e chini dui bifidi, e donendi caballu ai gustu chi tu fai di unico. Il mio paese me la ricordo abbastanza un paese tranquillo, onde ancora si teniva a giovent a porta e il padrone del casa usciva tranquillamente a fosse a spesa. I figli giocavano in strade perché abbiamo macchine, abbiamo traffico. E i ricordi belli della mia infanzia, di anni 60-70, quando i primi anni che veniva il paese, specialmente d'estate, veniva popolato da tanti turisti do Sulcis, ma anche continentali. E il bello è proprio che ha tanta gente. Noi come gente che adesso siamo anche gente molto ospitale, quindi tutti quelli che arrivavano erano molto, come si dice, presi in considerazione perché comunque portavano anche un certo benessere a tutti i cittadini, specialmente commercianti, ristoratori e chi ha insomma attività commerciali. E la bellezza che ha tanta semplicità, ma all'insieme che ha anche tanta da parte all'intorno che hai associazioni che organizzavano feste do paese, quindi a casa gli popolò di gente, si cantava, si ballava, insomma, mica questi ricordi che anche ora si fanno queste cose, ma quando avviciniamo e anche, non so come dire, ci incentivare, ci apprezzare, forse perché comunque cada sera, allora definiva Perla do Sulcis, era l'unico paese appunto che manteneva queste feste, anche se diciamo paesane, popolari, però arrivava tutta la gente a parte i foresti, i continentali, anche quelli do Sulcis che avevano proprio a quelle de vade un po' e divertirsi, almeno i mai gestivi. Che mi piace tantissimo è la festa del Luca.
o festa di San Maurizio, comunque il patrono di Cadeseda. Sono legato a cose vege, comunque da piccinetto, che se andavo a vedere mio, poi si andava lì a festa. Una sensazione, non è proprio una cosa che mi piace più dell'altra, però è la sensazione delle memorie, delle cose belle. Vabbè, Cadeseda le scangiavo, adesso mi sembra un discorso da boomer, però è normale che scange così, magari non così tanto che tante canne, è tutto diverso da quando ero piccinetto, però è normale, è progresso, è normale. A me non mi piace, però le scangiavo totalmente il paesaggio, ma anche da qui, adesso, normalmente vengo qui da piccinetto a fare il bagno, tutte queste case qui che vedo, chi ha non è proprio scangiato tutto, totalmente. Come me la ricordo, da piccinetto Cadeseda è diversa, con tutte le tecnologie, tutte le cose, è tutto scangiato. Mi ricordo quando ero figlio, si andava per quei barchini, e ora non si mangia più queste tradizioni qui. Ora non... Borche grosse, tutte da spostare. Prima si accontentavamo di stare da vicino, la preferiva prima, era più bella, c'è più suoi notti. Prima per dire i Cadesedei da mia età, non c'è pochi che a Cadeseda, e tutti a lavorare fuori, perché Cadeseda non offriva il posto di lavoro che chi l'ha fatto militare, chi è partito a lavorare in fabbriche in continente. Sono emigrato perché? Perché proprio che a Cadeseda mi è stata data la possibilità di emigrare. Perché? Perché l'amministrazione comunale Caghea, ai tempi, l'amministrazione sotto il sindaco Adriano Versano, aveva dato questa possibilità di creare l'università a Cadeseda, l'università collegata all'Università di Bologna, qua facoltà di economia, e con quello titolo che lavoro, grazie a ciò che la venuto qui. Quindi non è solo rispetto al luogo o veste dimo in tuo luogo, lavorando in tuo luogo e si fermi qui, ma anche un luogo, dimo che in questo caso che adesso mi ha dato la possibilità di realizzarmi da un'altra parte, in questo caso Milano. Mi ricordo che adesso nella mia infanzia, chi si monta a Ciassa? Alla Ciassa principale, ma perché adesso è alla Ciassa. Anche se c'è Piazza Belli, ma prima si chiamava Piazza Municipio, ma perché adesso è da lunga a Ciassa. Ligo Municipio, mi ricordo da questa parte che è a Teodolinda, della a pizzeria, che non è proprio lì, è da questa parte, che da vicini altri, è proprio da questa parte, e veniamo a Zigancia a Ciassa. Cadeseda anche sempre anche un fregio perché è una gloria dava ai figli che giocano in Ciassa, cosa che non esiste da altre parti, onde ormai i figli non vanno a Ciassa a giocare. In tutto tempo c'è stato di miglioramenti, c'è stato anche di peggioramenti. Ora vedo
di miglioramenti, vede gente anche più contenta quando parla di Cadesseda. Aua, se poi parlo di Cadesseda non solo per le case, non solo dal punto di vista naturale, ma se poi parlo di cultura, di mangiare la Sagrada Pila. Ma non solo, la Sagrada Pila è una delle tante, perché Cadesseda non è solo Sagrada Pila. Ha anche Sagrada Pila, ma ha anche tante altre cose, perché a Cadesseda si può mangiare autunno, a Cadesseda si può mangiare sia a cucina sorda sia a cucina ligure. Cadesseda è un incontro di cultura, l'incrocio di cultura, non solo sorda e ligure, ma anche tutte le altre culture, perché le persone che vengono a Cadesseda hanno detto un contributo non solo nella cucina, ma nella cultura, in te amicizie, in te rapporti. Cadesseda, mi dico del lungo, Cadesseda è un paese che l'aspetta con le braccia aperte e gente che viene anche per sentirsi in casa. Si usa parlo tabarchi tra amici, parenti, cerchiamo di portare avanti la nostra tradizione. Infatti a mia figlia ha 3 anni e a scuola anche che spiega come parlo il nostro dialetto. E quando viene qua, infatti ne canta le canzoni in il nostro dialetto. Tabarchi. Purtroppo il dialetto ultimamente si è un po' perso anche a livello di amicizia, a seconda anche anche con i figli. Per esempio, i miei figli non capiscono io parlo dialetto perché avendo un babbo non di Cadesseda, vado per forza da parlare in italiano. Però la capiscono e quindi se capita di parlare con gli amici parlano anche gli altri dialetti, ma non hanno proprio come abitudine come dello me. A me mi detengo tanto e continuo a parlare io e io scrivo anche quando mando messaggi mi scrivo in tabarchino perché mi piace. Quindi in famiglia con mia mamma e i miei suoi parliamo in dialetto, con le amiche di Cadesseda parliamo in dialetto, quindi si cerca di mandarlo avanti. Si cerca anche di parlare ai figli che comunque provengono da altri paesi che comunque hanno deciso di trasferirsi a Cadesseda o comunque parlano in italiano perché come le è successo a me con un babbo e a mamma che non è di Cadesseda. Per me è una grande cosa importante, sinceramente non avevo ancora un tempo di visitare io completamente, però so che c'è tanto entusiasmo da chi l'ha visto e è una cosa molto bella, molto importante, è stata un'idea veramente, ma non dico, è proprio quello che penso. Secondo me è stata una cosa che è migliore e che ha ancora come si può dire, l'input comunque tornò a parlare o Cadesseda o tabarchin come le del lungo parlare, perché chi quando è 99 in te bottega, in bar, in negozi si parlava solo tabarchin. Secondo il mio punto di vista io mi stesse proprio al primo posto perché va mantenuto il nostro dialetto va mantenuto, perché comunque credo che ogni dialetto d'Italia va conservato tutti perché cioè, come si può dire, è la nostra storia. Noi abbiamo questo dialetto e non sa da perdere perché magari i figli. E quindi appunto Raige in questo dà proprio in aggiunto una cosa rafforzativa per fare in modo che questo venga fatto ancora di più. E anche questo penso che sia, anzi non penso che sia, durante in te scuole, dall'asilo fino alle scuole medie, fa proprio in orario nuova di lezione di tabarchin, in modo che l'imparano anche quelli che sono nasciuti da altre parti, però per lavoro, per altri motivi hanno deciso di venire a vivere a Cadesseda, sperando che poi la popolazione aumenti e torni come una volta. Abbiamo il progetto a scuola materna, l'anno passato abbiamo fatto ballo e invece quest'anno facciamo la lingua. E figli che impareremo, che abbiamo fatto 2 filastrocche e poi la drammatizzazione del Capucetto Rosso, come l'ha detto a mia amica Giovanna. I figli sono
contentissimi, sono bravi ed è bello sentire, parlo anche, diciamo, come parlano gli altri, però parlano bene. Allora, come l'ha detto a mia amica, noi siamo in prima linea per tramandare il tabarchì perché è una cosa importantissima. Anzi, se si continuasse questi progetti in scuola sarebbe una cosa grandissima e noi siamo favorevoli. E poi comunque Raige ha portato avanti tanti progetti e noi si chiama Raige, quindi sono le nostre Raige. O dico in italiano, sono le nostre radici. La scoperta della lingua tabarchina è stata una cosa naturale, però non da piccinetto. Come a parlare tabarchina da grande e 60, scusami, che adesso è forte. Però è stata un'esigenza perché un disco si chiama Raige ed è appunto a riscoperta del Merraige del Cadeseda, dunque Cadeseda con tabarchina, a lingua, tradizione, a musica, a serenote, insomma, tutte queste cose qui. Dunque è stata quasi una mia omedrento, ecco. Vabbè, Cadeseda sì, è piaciuto, magari non è proprio a pronuncia giusta. Questa cosa qui, ma lo so, questa cosa qui lo so. Però per me non è stato mai importante il pensiero della gente. Questa cosa qui è solo per me, che mi serve questa riscoperta a ritrovare un Merraige. Comunque, se non piove, pazienza. Vabbè, la conservazione della lingua è importante perché le tradizioni sono importanti. L'importante è che andò avanti, cioè, al mio futuro, però l'importante è che a mio del re, dunque, la tradizione, le cose. Quello che manca i suoi noti si cominciano prima di tutto a suonare in generale, che manca i suoi noti che cominciano che suonano. Però per me è davvero importante. Okay, Cadeseda che manca un paese che è un museo Raige, appunto, che è un po' a salvaguardia della tradizione. Poi per esempio in Gnotri manca al paese che è Serenote, oppure che a Sagra do Pilau, do Cascà, che tante manifestazioni per la tradizione. Comunque, che tante a me piace. Il fatto che adesso anche al paese ne sta benissimo, insomma, anche sono anche in Giappone, le è piaciuto anche lì, dunque a Defeo le ne sta bene. Ovvio, noi parliamo a lingua, dunque se capiamo le parole ci sono importanti, sono tanto importanti, però la musica, l'internazionale, cioè il suono della musica è internazionale, dunque TV in Giappone o in America. L'importante è il suono, l'importante è il suono. No, che sono state anche persone, anche da Zena, che sono venuti, mi hanno visto suonare a Zena e poi sono venuti qui a Cadeseda a vedere i posti come a Scuola Elisabetta oppure il paese, insomma, questa cosa qui è una sorta di promozione del posto che amo tantissimo. Parlo un tabarchi, nulla di abbassasse, del livello abbassasse o denigrasse. Parlo un tabarchi e non scusasse davanti alla gente perché si parla in tabarchi, scusasse della gente perché si parla in italiano o in altre lingue. Il tabarchi
la nostra identità, il nostro DNA. A Cadesseda abbiamo una persona che è veramente fondamentale per il paese, che è Remigio Scopelliti, che ha figure come Maria Cabras, la professoressa Maria Cabras, la professoressa Rinuccia Rivano, che il professor Gigi Rivano, ma non solo, ma tante altre persone che hanno dato tanti contributi, non solo dal punto di vista scolastico, non solo dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista vissuto. E io da ringraziare che abbiamo queste figure che tutt'ora spingono proprio per far parlare i figli tabarchi. I figli tabarchi, te da cadesse da te tabarchi, punto. Il paese sta svacando, ma non è un problema dell'immigrazione, perché comunque il paese, anche sull'est, da mettere insieme di attività, uno che fa garantire le attività per tutti. La cosa fondamentale è che anche persone che vanno fuori da Cadesseda, quando vanno fuori portano ricchezza a chi? Ecco perché anche fanno questionari, anche cercano di raccogliere informazioni per migliorare la situazione, proprio perché per fare ricchezza di quello che è gente di Cadesseda, in questo caso, vedono fuori, di portare chi, ma non per copiare, per fare una ricchezza. C'è diverse attività, innanzitutto culinaria, a cultura, valorizzare il giudizio a cultura, ma soprattutto non solo l'uga, che è importante, ma valorizza anche tutto ciò che è quei campi che incolti con altri tipi di coltivazione, valorizzando maggiormente, ma non solo per noi, a sdraiare tutto il giorno, a pigiare su e a bagnarsi come che diva i veggi, a fare i bagnanti, ma anche proprio per valorizzare, per studiare, per spunciare a altre attività. Per esempio, una cosa è mettere Cadesseda into cammino di Santa Barbara, perché anche Cadesseda, dal punto di vista naturalistico, minerale, archeologico, avanzeria e tutta la esclusa. Mi ricordo del lungo giorno che sono partito per Milano e mia mamma mi ha detto, pensava che mi disse ciao, mi disse ti raccomando, come tutte le mamme, ti raccomando, fa da bravo. E mi ha detto, ti dico solo una cosa, te tabarchi. Boh, basta farmi così. Paesaggisticamente parlando, in certo senso, all'Escangiò Cadesseda, sì, all'Escangiò. All'Escangiò, in certi modi, a mio modo di vedere, in meglio, ma in certe cose non proprio meglio, nel senso che a me non ha preso l'edilizia un po', come si dice, come in termine che si è preso, un'edilizia un po' troppo abbondante in certe zone del nostro territorio, per esempio in costa, verso i Ciase, che insomma prima è piena di verde, di macchia mediterranea, quella che noi ha la nostra comunque peculiarità. Ecco, questo un po' mi dispiace, però vi ha tante altre forme di miglioramenti che man mano che si va avanti si vedono, insomma. Tanta gente purtroppo ha dovuto uscire dal paese, quindi dalla Sardegna, per non trovare lavoro. Abbiamo tanti anche familiari che sono andati sia in Alta Italia ma anche all'estero a cercare lavoro. Poi, in questi anni chi l'ha netto in pensione, quindi arrivando all'età pensionistica, se ne torna in tuo paese, altri invece che hanno deciso di stare lì e magari vengono solo per vacanze estive, ecco. Sì, per me le calava anche in nascite, perché secondo me cioè non nasce tanti figli come nascevano prima. Prima del media mia famiglia aveva 4-5 figli, ora che ne hanno 1-2, non di più. Cadesseda in tutto periodo invernale è un po' triste perché siamo pochi abitanti, siamo in mezzo da anziani
a gioventù anche aveva cercato lavoro in continente, chi accade sera si lavora solo periodo estivo. Il periodo estivo accade sera è bella, perché essendo in posto del mo turistica, allora sei in da gente, che è lungo festa, tutti sai musica, alla tie un sacco di gente. E che accade sera siamo una trentina di barche che fanno i pescai. Prima che ne abbiamo da più, solo che la pesca è quella che è, è poca e poi molto di gente alla netta in pensione, i figli non hanno più portato avanti il lavoro dei suoi genitori. E allora mamma il tempo passava, i barche sono diventate meno, perché sono stagioni che ogni anno scambiano e poi i pesci, secondo me, hanno cominciato a conoscere gli attrezzi e quindi diventano più furbi e quindi non ti riesci a arrivare dove arrivano gli altri. Come lavoro, cerco di fare di lungo medio. Quando una giornata va a mo, penso di lungo a giornata dopo, che va meglio. Mi cerco di fare il possibile per migliorare. Secondo me le va bene così che adesso, cioè, nel senso, l'importante è il turismo, il progresso, insomma, il turismo, però l'importante è che le tradizioni, dunque, gianca che adesso rimane ancora gianca, con tutte, insomma, l'importante è che non scambi tantissimo, insomma. Mi piace se vede torna pochi di figli, rivede le strade piene di figli che giocano come prima, ma ultimamente non è proprio possibile. Rivede via Roma, che è l'unica via principale, che è quella che noi da giovanotti se fanno i passeggiate, se fanno incontri, onde tanti dei nostri mi ho conosciuto mio galante che poi è diventato mio maio, quindi a via onde comunque, ripeto, zona di incontri, cioè punto di incontro di tanta gioventù. Tutti si riversano a Ciassa e via Roma. Quindi ecco, rivede migliore in questo, magari è una piccola cosa perché tanti giorni capisco che a me desiderano fare altro, poi con le tecnologie magari preferiscono stare in casa, sto lì al computer, però mi piace se vede torna a passeggiata fuori da zone e non solo, zone meno zone che comunque si incontra, si parla, un po' come fino a 30 anni fa questa cosa che ancora e purtroppo a mio modo di vedere si è persa. Aua Velesu, una poesia che l'ha scritto messo Anna. È una bella poesia un po' ironica e quando una persona a mie in tu spieggio, infatti si intitola Au spieggio. Mamma bella, come son venuta grassa, poi ho proprio una paggiassa, con stu cù e tutta sta abbondanza, ho solo che puia de monton sciabanza. L'è proprio lua de metti mastecchetto. Senza fo fame non se perdu manco netto. Come insieme zasta settimana, ma l'arrive me borba da Germania. Me po un minimo foga tastò tutte le cose più buone da mangiare. Per primo, cassuli, cascà e raio.
e per secondo solo roba de mo. Una tabarchina, cassola, agusta e per finire canestrelli, gatto e fanno in tacusta. De comenzò domenica non se ne parla proprio, il giorno del Signore se mangia doppio. Poi vengono i santi, i bambini, carlevò, come se posto senza mangiare. Lascio passare l'inverno, ma non mi chiudere. Ho deciso, comincio dopo San Pietro. O gustato vi volo e us acabau, grazie a vos seguiu. Si dovrà usaviri sa gira ghienidi con un ottoviuno da boga bogi. Chi commenta sempre, si volesi sinallai eventus, fatus o contus che pensai si possano essere da cavallo quando si scontai, scrivesi una lettera a soggià su bogabogi.tv gmail.com, poi taseu su noi bruschiatro, poi intendi sa bogi da posatrus.